Buongiorno a tutti ragazzi, stamattina un violento terremoto ha colpito il Perù, una magnitudo di 8, quindi una cosa quasi devastante diciamo. Quindi in effetti ha fatto quasi un casino. Diciamo che molti edifici sono caduti, sono crollati, non si sanno quante vittime ci siano, quanti morti, ma comunque davvero è stata una cosa esagerata. Quindi, come sempre, terrò 8 punto, 8 punto. Cioè, proprio sono crollati i palazzi, ragazzi. E la scossa è stata molto forte, è stata sentita addirittura in Ecuador, Brasile e Colombia. Pensate un po' quanto era forte questa scossa, una cosa mostruosa. È successo stamattina, non ci stanno milioni di persone in strada, una cosa davvero allucinante che ho letto poco fa proprio, quindi ho fatto la diretta. In Perù, magnitudo punto 8, ha devastato il paese, crolli e diciamo anche diciamo, i carceri sono crollati. Pensate che diciamo, i detenuti, no, tsunami no, i detenuti sono fuggiti perché molti edifici sono crollati, anche i carceri in effetti. Quindi diciamo sì, ci sono ragazzi morti un sacco, ce ne stanno. Non sanno la stima, ma ci sono un sacco. Dei blackout in tutto il paese, quindi proprio ci sta un casino. Per ora sono queste le notizie che si hanno. Ho fatto la diretta giusto per farlo sapere giusto così. Poi se mai stasera, se so più cose, faccio proprio il video direttamente. Per ora sappiamo solo che è stato di magnitudo 8, un casino, un sacco di vittime, non si sanno quanti perché sono caduti edifici, scuole, quindi sì, pure i carceri sono crollati, la gente sono scappati, quindi non si capisce proprio niente, ragazzi. Mi meraviglio che il telegiornale ancora non l'ho visto, però non stava, non lo so, boh, la TV non dice mai nulla. In Perù, Nadia, diciamo, i detenuti sono scappati, quindi pensate un poco. Purtroppo certi dei carceri sono crollati, certi hanno aperto giustamente per farli fuggire, hanno aperto le porte e sono scappati, quindi non potevano fare altrimenti. Quindi diciamo che è stato quasi un casino. Eh sì, il direttore dei carceri hanno aperto tutti i cancelli, altri sono crollati, quindi un casino ragazzi. Quindi la scossa di magnitudo 8 è una cosa, poi l'epicentro dicono che era molto leggero, diciamo, la profondità. Quindi pensate si è sentito in Ecuador, in Brasile e in Colombia, pensate un po'. Cioè dal Perù si è sentito in tutte queste... È davvero pazzesco, ragazzi, non si capisce più nulla. Perù, in Perù. Allora, l'epicentro è la riserva naturale di Pacaya, Samiria. Esattamente. In Italia punto 8, ragazzi, milioni di morti sicuramente. Sì. Diciamo, l'epicentro è stato nella riserva naturale di Pacaya, Samiria. Sarebbe il polmone verde, diciamo, della natura, in effetti. La scossa è stata avvertita fino in Ecuador, Brasile, Colombia e tutta la parte del Sud America. Quindi diciamo che è proprio uno sfascio, come dici tu, esattamente. No, se succede qua, tipo magnitudo 8, qua i palazzi, come l'acqua, cadono uno dietro l'altro, fanno il domino. Qua 8 non esiste, qua 8, se succede in Italia, le case vanno giù come l'acqua. Sì, io no, in TV, guarda, non l'ho sentita ancora sta notizia. Prima l'ho vista il telegiornale, ma non l'ho sentita. Ora l'ho visto sul mio, diciamo, sismografo e mi sono andato a informare. Questa è la forte scossa, quindi mi è arrivato il messaggio sul cellulare e l'ho letto, in effetti.
E invece di fare il video, che dovevo montare il video e tutto, ho detto faccio una diretta così e faccio prima. E anche il Norcio è stato drammatico quando l'ha fatta, sì sì. Ragazzi, vi auguro buon appetito, speriamo che non ci siano tante vittime. Di Salerno, sì, più o meno, la parlatura è quella. Già ieri pure in Cina c'era stato uno di 5.1, solo che in Cina sono abituati loro, sono tutti antisismici, diciamo, gli edifici, quindi a 5 in Cina non fai nulla perché sono abituati loro. Quindi, ma là a 8 io proprio, in Perù poi. Quindi lascio immaginare come sono cadute i palazzi, perché di certo non sono antisismici come fanno in Cina, sono fatti a livello così così, diciamo, neanche tanto bene, quindi un terremoto lì ha devastato. Da Salerno la sto facendo la diretta, questa è la montagna di fronte e lì c'è sta il mare, vedi? Volevo montare un attimo il video, solo che ci voleva troppo tempo, volevo dare la notizia, ho fatto una diretta a volo subito, perché adesso l'ho letta questa notizia. Una bella notizia non la dai mai, allora trovamela e io la do, non è quello il problema. Purtroppo io lo dico sempre, guarda, le notizie belle secondo me non esistono. Esistono né le serie tv né film, ma dove ti giri, se ci sta una bella notizia per dietro ce ne sta una brutta, sicuro. Io la penso così, sempre. Se tu guardi tutte le notizie, guardale tutte. Il 98% sono tutte brutte. Il 2% forse è buono. Quindi purtroppo le notizie la maggior parte sono brutte, ma purtroppo queste sono informazioni in effetti, non sono neanche brutte notizie. Chiunque di voi abbia un parente, qualcosa può provare a chiamare, anche se ci sta un blackout generale, quindi non credo neanche riuscire a mettervi in contatto, quindi non credo proprio. 8? Sì, la magnitudo è di 8. Sì, sì, Perù. Sì, è stata, diciamo, la scossa è stata, diciamo, come si chiama? Pacaya Samiria. In effetti è il polmone, sì, sì, 8, sì. Ed è la cosa, proprio, diciamo, che è stata sentita fino in Ecuador, Brasile e Colombia, cioè è stata nettamente avvertita fino là. È un terremoto in Perù di magnitudo 8. Sì, ci sono tanti crolli, non si sanno quante vittime, non si sa nulla per ora, ragazzi. Molti carceri sono crollati, altri carceri, i direttori giustamente hanno aperto le celle per far fuggire le persone. Diciamo proprio un casino è successo lì. Ma penso che più tardi, se vi mettete vicino al telegiornale, lo guarderete anche voi sicuramente. Quindi stasera mettete il telegiornale, lo devono dire per forza. Sì, sì, Medusa, guarda, le belle notizie sono nelle favole, non esistono. Non esistono le storie a lieto fine. Solo nelle puntate, come dico io, nelle serie TV. E neanche nelle serie TV a volte finisce bene. Voi ragazzi, questo è l'aggiornamento che vedete oggi. Poi stasera darò un aggiornamento. Se saprò qualche cosa in più, riesco a vedere qualche sito, diciamo, straniero, per vedere se riesco a sapere qualche cosa di più. Buona domenica, speriamo che non ci siano tante vittime e che Dio ce la mandi sempre buona. Ciao a tutti ragazzi.